L'Associazione regionale allevatori del Veneto ha eletto un nuovo presidente. Floriano De Franceschi, 50 anni, di Castelgomberto, in provincia di Vicenza, allevatore di vacche da latte, sarà alla guida dell'ARAV per i prossimi 3 anni. Chiare le priorità del suo mandato. Le linee guida saranno sicuramente una ricerca di una maggior collaborazione fra tutte le province per costruire una casa comune degli allevatori qui a Vicenza, dove possano trovare la risoluzione a tutti i loro problemi. Sono 1750 i soci allevatori che fanno riferimento all'ARAV, per un totale di 180.000 capi, in prevalenza bovini, ma anche cavalli, ovini, suini e avicoli. 2 anni fa, a causa spending review, si è avviato un processo di riorganizzazione del sistema delle associazioni degli allevatori, nel senso del risparmio di risorse. In particolare c'è stato un trasferimento di funzioni dalle sedi provinciali a quella regionale. Le sue funzioni sono i controlli funzionali presso le stalle. Anche qui auspico che la maggior parte, già il 60% degli allevamenti, fa i controlli funzionali, e auspico che anche gli altri possano aderire a questi controlli. Servono a migliorare la genetica negli allevamenti e a migliorare anche qualitativamente il prodotto, che di conseguenza va a finire poi sulle tavole di tutti i consumatori. Ecco, dal suo osservatorio, qual è lo stato di salute dell'allevamento veneto? Lo stato di salute è comunque sempre di difficoltà. Sono stati pochi periodi che gli allevamenti hanno vissuto momenti felici. La tutela dei nostri prodotti è probabilmente la via d'uscita che posso indicare in questo. L'Italia è al 5° posto nel mondo come ricerca e miglioramento genetico delle razze. In Veneto sta partendo un percorso per ottenere una filiera del bovino da carne italiano. Sì, è un progetto a cui si sta lavorando, che è legato un po' sempre con i discorsi genetici, da riuscire a trovare dei tori che abbiano degli indici di ingrasso veloci, e i tori che escono anche dalle stalle da latte su incroci possono andare svezzati e allevati in stalle italiane o venete, e poi macellati sempre in macelli nostri e poi portati sulle tavole dei nostri consumatori, proprio con una filiera totalmente italiana. Questo progetto permetterebbe all'Italia di non dipendere più da altri paesi europei, in primis la Francia, per l'approvvigionamento di giovani bovini da ingrassare.